Lo so Ursula, Cristina se n'è andata l'altro giorno piangendo, dicendo esattamente il contrario di quello che aveva detto il giorno prima. Mi piacciono molto di più le tue parole, sai? E Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Mi sta un po' sfuggendo di mano questa situazione delle gag. Comunque, in questi giorni si sta valutando quali saranno le misure da applicare per quanto riguarda l'Unione Europea per questa crisi del 2020. Ora, non c'è nulla di definitivo e di giorno in giorno ci sono delle virate anche molto drastiche. Pensate solo alle parole della Lagarde che avevamo analizzato nel video qui in alto a destra. Le ha ritrattate il giorno dopo, ma è normale che sia così, che ci siano dei cambi di posizione, perché bisogna reagire prontamente a delle situazioni che non si erano preventivate. In questo contesto di instabilità, chi mi è sembrato particolarmente fermo e deciso nelle sue posizioni di aiuto ai paesi europei, in particolare all'Italia che è in prima linea in questa crisi, è Ursula von der Leyen, questa donna qui, presidentessa della Commissione Europea, uno degli organi più importanti dell'Unione Europea. Tra tutte le misure annunciate ce n'è una che spicca in particolar modo, che mi è piaciuta tanto, è la massima flessibilità all'Italia, però per capire che cosa si intende bisogna fare un passo indietro. L'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, ha firmato il Patto di stabilità e crescita, che non è nient'altro che una serie di accordi per tenere sotto controllo i conti pubblici. È previsto quindi che si debbano rispettare due condizioni, due paletti. Il primo è che il rapporto deficit-PIL non sfori il 3%. Il secondo è che il debito pubblico non sia maggiore del 60% del PIL. Focalizziamoci quindi in questo video sul primo vincolo, il rapporto deficit-PIL. Però per farlo ho bisogno di spiegarvi che cos'è effettivamente il deficit. Tutti gli stati ogni anno hanno delle entrate derivanti da tasse, imposte, cose del genere, e hanno anche delle uscite derivanti da sanità, lavoro, istruzione, sport, eccetera, eccetera. La differenza tra entrate e uscite, quindi entrate meno uscite, se dà un numero negativo, si chiama deficit. Quel numerino negativo è il deficit. Ora, se prendiamo questo numerino, lo dividiamo per il nostro PIL e lo moltiplichiamo per 100, abbiamo il nostro rapporto deficit-PIL, che abbiamo detto che non deve sforare il 3%. Nel caso in cui dovesse sforarlo, ci sono delle sanzioni che la Commissione Europea ci appioppa. Queste sanzioni funzionano più o meno così. Noi abbiamo sforato più del 3% del rapporto deficit-PIL e che cosa succede? Succede che abbiamo lo 0,2% del nostro PIL più un addizionale in base a quanto abbiamo sforato e questi soldi vengono congelati per 2 anni. Per 2 anni rimangono lì e nessuno può toccare quei soldi. Dopo 2 anni, se abbiamo fatto i bravi, cioè non abbiamo più sforato, questi soldi ci vengono ridati. Se invece abbiamo fatto i furbetti e continuiamo a reiterare questo comportamento, i soldi li possiamo anche salutare perché non li rivedremo mai più. Tornando alle dichiarazioni di Ursula, non questa Ursula, quell'altra, ok? Semplicemente ha detto che potremmo sforare il rapporto deficit-PIL di quanto vogliamo, tra molte virgolette nei limiti del ragionevole, per far rilanciare la nostra economia. E questo è una cosa molto positiva per l'Italia perché non ha delle restrizioni particolari per quanto riguarda la spesa nei prossimi anni. Attenzione però al rovescio della medaglia, perché se stiamo spendendo tanti soldi in più di quelli che entrano, significa che stiamo facendo tanti debiti. Ce lo stanno permettendo, ma intanto sono debiti quelli. Aumentare così tanto i debiti senza rilanciare l'economia sarebbe veramente terribile, quindi dobbiamo fare delle manovre che rilancino la nostra economia. Io ci spero veramente tantissimo. Se così non dovesse accadere, noi abbiamo semplicemente fatto molti debiti in più e non siamo usciti dalla crisi, che sarebbe una situazione poco piacevole. È come se io avessi chiesto un prestito a mio padre per eliminare tutti gli altri miei debiti, ho chiesto 10.000 euro e sto usando questi 10.000 euro non per riparare ai miei debiti, ma per scommettere sui cavalli e scommetto sul cavallo sbagliato. Mi ritrovo senza un soldo e in più con anche un debito di 10.000 euro verso mio padre. Non è il massimo. Aggiungo inoltre che nel patto di stabilità è chiaramente scritto che in caso di una crisi generale si può togliere questo limite del 3% del PIL. Non è che stiamo infrangendo il patto di stabilità e crescita, stiamo semplicemente attivando una clausola già prevista. Grazie a questa possibilità il governo Conte sta elaborando un decreto che viene chiamato Salva Economia. Ora, in questo momento, mentre sto registrando il video, non ci sono ancora dati ufficiali, non c'è neanche una bozza che sta circolando, per fortuna. Però questo decreto dovrebbe servire a rilanciare la nostra economia o perlomeno a supportare quelle categorie di persone che senza soldi in questo momento perché non stanno lavorando
cadrebbero nel baratro. Mentre l'Italia sta cercando di fronteggiare queste difficoltà, chi sta adottando misure veramente drastiche è la Germania. Il ministro delle finanze Scholz ha deciso di prestare alle imprese 550 miliardi di euro. Parliamo di cifre veramente alte e questa può essere una misura vista come coraggiosa oppure molto rischiosa. Ad ogni modo, ciò che sta avvenendo è un'iniezione pazzesca di fiducia nell'economia tedesca. Mettetelo a confronto, volando un attimo dall'altra parte dell'oceano, con i pacchetti di misure anticrisi che metterà in campo Donald Trump per 50 miliardi contro 550 miliardi della Germania. In conclusione, siamo davanti a un momento veramente storico. Le decisioni che verranno prese ora si ripercuoteranno sull'economia del futuro. Da qui plasmiamo tutta l'economia futura. Ciò che abbiamo davanti noi come Italia è o il rilancio della nostra economia o cadere giù nel baratro. Spero che faremo la scelta giusta. Ci lasceremo quindi con la curiosità economica del giorno. Sapevate che Bill Gates è uscito tecnicamente da Microsoft? Ora ha solamente, tra molte virgolette, un ruolo di consulente tecnologico. Ora, Bill Gates è una figura molto controversa e verrà sicuramente ricordato come l'uomo più ricco del mondo per diversi anni consecutivi. Volevo lasciarvi però, in modo abbastanza anomalo, anche con la citazione economica del giorno. Il successo è un insegnante schifoso, fa credere alle persone intelligenti di non poter fallire.